Eccolo il cavallo colossale di Antonio Canova, completamente restaurato, presentato a Vigonza nel Padovano, nel laboratorio Passarella Restauri, l'opera simbolo delle collezioni bassanesi che dopo 50 anni torna al pubblico nella sua interezza. Avrà un risalto a livello internazionale, Bassano si consolida la città del Canova, ma soprattutto questo ci permetterà ancora di più di giocarci una carta importante che è quella di Bassano, capitale italiana della cultura nel 2029. A lungo la ricomposizione del grande cavallo di gesso, modello per la scultura equestre del re di Napoli Ferdinando I di Borbone, è stata ritenuta impossibile. Ora, grazie a nuove tecnologie e al finanziamento pubblico-privato, torna a risplendere. Noi restituiamo alla collettività il cavallo colossale del Canova, un'opera che è stata per più di 50 anni nei magazzini del museo e ora grazie a una collaborazione tra pubblico e privato, e di questo ringrazio sia la Fondazione Banca Intesa ma anche la Fondazione Britannica Venice Imperil, riconsegniamo questo bene alla collettività. Ora il cavallo verrà smontato e portato a Milano alle Gallerie d'Italia, dove sarà in mostra dal 28 novembre. Entro un anno tornerà ai musei civici bassanesi. È un'opera unica al mondo per imponenza, per grandezza, per sua struttura anche dinamica. Canova è riuscito a restituire tutta la forza e la bizzarria del cavallo da parata che si sta per partire. È uno dei capolavori di tutta l'epoca neoclassica e sarà un'opera straordinaria che siamo certi diverrà uno dei motivi per compiere una visita a Bassano del Grappa. Presente anche la scritta "Terminato", inciso a mano dal Canova sulla pancia del cavallo. Segno che appunto l'artista considerava compiuta l'opera e la considerava un'opera d'arte, non solo un modello di passaggio per la fusione in bronzo finale che sarebbe andata in Piazza del Plebiscito, ma proprio come un'opera d'arte a sé stante, e questo restauro è anche un'occasione di studio e di conoscenza del metodo canoviano che era unico al mondo.